Buon pomeriggio, puntualissimi alle 15 e qualche secondo, iniziamo e diamo il via a questa serie di appuntamenti che ci vedrà impegnati in diretta dai nostri studi ogni settimana, per meglio dire ogni mercoledì e ogni venerdì della settimana. Allora, vi presento subito i nostri ospiti in questa che, come avete visto, si chiama Salute e Prevenzione. Saluto i miei ospiti, buonasera, li vedo in forma, li vedo molto in forma, perché diciamocela tutta, no? Settembre è anche un po' il mese dei buoni propositi, no? E il mese in cui magari ci vogliamo rimettere in forma da sotto tutti i punti di vista e soprattutto in quello fisico, e si comincia a fare attenzione al proprio corpo, alla propria alimentazione, ma questo in situazioni di normalità. Spesso, come vedremo oggi, infatti l'argomento che trattiamo è proprio riguarda i disturbi del comportamento alimentare, spesso per svariati motivi che possono essere una cattiva percezione del proprio corpo, problemi psichiatrici di varia natura, appunto quelle che possono all'inizio sembrare delle ritualità, delle abitudini che poi ognuno personalizza, eccetera, invece possono, come dicevo, sfociare in delle vere e proprie patologie. Bene, allora oggi ne parliamo, li presentiamo adesso seriamente. Grazie di essere qui al dottor Antonio Ambrosio, lui è uno psichiatra, grazie alla dottoressa Angela Funaro, psicologa, e grazie alla dottoressa Achille Pitacurti, lei è una medico geriatra e nutrizionista. Ok, tutto bene. Allora, dottor Ambrosio, intanto abbiamo detto queste cose che possono sfociare poi queste azioni rituali, come vogliamo chiamare, cattive abitudini, quando si fermano a questo stadio e quando invece possiamo parlare di veri e propri disturbi del comportamento alimentare. Allora, intanto ti volevo ringraziare per averci dato la possibilità di parlare di uno degli argomenti che credo siano estremamente importanti e di grandissimo interesse, soprattutto perché i disturbi della condotta alimentare hanno poi degli esiti estremamente importanti sia da un punto di vista clinico che da un punto di vista dell'assetto familiare. Entrando nel dettaglio, una sana attenzione al proprio corpo, una sana alimentazione è una cosa assolutamente dovuta e necessaria nel rispetto di noi stessi. Diventa però poi un pochettino più complessa ed estremamente più complicata da gestire e da trattare quando si trasforma in un disturbo conclamato. Volendo dare giusto un'idea dei disturbi della condotta alimentare, che sono quelli più frequenti, sono proprio l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il binge eating disorder, no? Quelli più conosciuti, quelli più frequenti nell'ambito clinico, è il binge eating disorder, che è il disturbo dell'alimentazione incontrollata. La patologia si innesca nel momento in cui il rapporto con l'alimentazione non diventa più un rapporto adeguato e consapevole, e soprattutto quando il rapporto con l'alimentazione diventa addirittura drammatico, nel senso che si instaurano dei meccanismi che sono orientati alla un'eccessiva cura di se stessi, al punto tale, nel caso dell'anoressia nervosa, da stabilire delle alterazioni della percezione del proprio corpo, come dicevi giustamente tu prima, che vanno ad influire proprio sul comportamento alimentare. Il comportamento alimentare, nel caso dell'anoressia, che può essere con dei fenomeni restrittivi, ovvero il digiuno prolungato, oppure una estrema attività fisica eccessiva, proprio per eliminare gli alimenti che sono stati ingeriti, di grandissima... Questo vi ho detto il tipo restrittivo? Il tipo restrittivo. Okay. E poi c'è un altro tipo, che è quello là collegato a delle abbuffate con dei fenomeni di compenso. Per essere molto semplici, la buffata è una condizione particolare, cioè una persona si trova di fronte a passatemi il termine, ingurgitare una quantità smisurata di roba esagerata, che potrebbe equivalere a un pasto per 4 persone in un periodo di tempo di circa 1 ora, 2 ore, senza rendersene neanche conto, senza avere una percezione al momento di quello che sta facendo e di quanto sta mangiando. La percezione arriva dopo, al termine del pasto, per cui si instaurano dei fenomeni di senso di colpa. Scusami Certo. l'interruzione.
Cioè, a volte vediamo, ci immaginiamo la persona bulimica in sovrappeso, no? Sì. Però è capitato di vedere, a me è capitato di vedere anche delle persone bulimiche che sono invece, insomma, apparentemente così normali. Proprio perché ci stanno questi fenomeni di compenso, ovvero Cioè il vomito autoindotto, ecco. l'utilizzo sproporzionato di lassativi, addirittura l'utilizzo di enteroclismi. Il tentativo è sempre o farmaci che riducono l'assorbimento di quello che si mangia, cioè l'obiettivo è non avere l'obiettivo. Purtroppo Non trattenere nulla di quanto si è. la patologia consiste nel perdere il controllo della propria impulsività in quello che si mangia e cercare comunque, una volta resi conto di quello che si è mangiato, della quantità sproporzionata che si è mangiata, cercare di eliminare quanto più possibile quello che si è ingurgitato. Certo. Dicevo prima, sì. Prego. Io volevo aggiungere una cosa a questa cosa che diceva Antonio. Paradossalmente, disregolarsi attraverso la buffata regola le emozioni e quindi lo stato interno della persona. Ecco. Insomma, ci si va un po' a tranquillizzare, a sedare, Esatto, come sì. si dice. Con la no? buffata. È come una gratificazione anche Esatto. come senso di Per gratificazione. tutto questo il loro obiettivo è mantenere questo peso nelle anoressie, raggiungere un peso sempre più ridotto. Inferiore. Questo diciamo migliora l'autostima. Nelle bulimiche spesso è mantenere il peso oppure anche ridurlo, altri obiettivi, senza però sapere che il peso non gli dà nessuna informazione su quello che succede nell'organismo. Infatti loro impoveriscono moltissimo tutto ciò che rappresenta la massa magra, che è, diciamo, come dire, determinante per lo stato di salute, e in questa massa magra c'è molta acqua, il muscolo, la densità ossea, la massa minerale, quindi si impoveriscono di tutti questi elementi e questo compromette moltissimo il loro stato di salute. Certo, dicevamo in introduzione che queste persone, questo tipo di pazienti hanno, come per dire, le difficoltà possono essere anche sulle basi di altre patologie psichiatriche, no? Ci possono essere delle comorbidità antecedenti oppure... Ma in percentuale, secondo la vostra esperienza, quali sono Allora, i pazienti, ecco, che magari è per una cattiva percezione di sé, quindi a livello psicologico, oppure il disturbo correlato ad altre patologie? Cosa prevale di più? Le comorbidità più frequenti nei disturbi della condotta alimentare sono il disturbo ossessivo compulsivo in relazione all'alimentazione, gli episodi depressivi che sono sono incredibilmente costanti, e anche a volte i disturbi bipolari, l'abuso di alcol, di sostanze. Queste sono delle comorbidità frequenti, ma personalmente nella mia esperienza, nella nostra esperienza, noi abbiamo notato che, e comunque a livello nazionale e mondiale ormai è diventato abbastanza chiaro, che c'è una comorbidità con gli aspetti di personalità, soprattutto i pattern di personalità del cluster B, che non voglio dilungarmi nel discorso tecnico. Cerchiamo di parlare in maniera, c'è delle alterazioni di tutti. personalità che portano ad avere delle difficoltà personali e che spesso e volentieri si associano ai disturbi della condotta alimentare. Certo, comunque insomma abbiamo detto e capiamo bene quanto l'elemento psicologico prevalga, no? E faccia la parte veramente da padrone in questo tipo di patologie. E spesso queste persone hanno difficoltà intanto a capire di avere un problema, no? E poi proprio a chiedere aiuto. Quindi già quando arrivano da voi, perché poi vedete questo problema va approcciato a livello multidisciplinare, no? Perché non solo una figura professionale non è sufficiente, quindi capite bene che è importante, no? Che questi professionisti intanto abbiano chiaro l'uno le funzioni e le competenze dell'altro per evitare confusioni di ruolo, e che si parlino tra di loro, no? Per un approccio completo. E dicevo quindi l'aspetto psicologico, e dicevo molte persone fanno fatica a riconoscere questa loro
patologia, fanno fatica a chiedere aiuto e poi, scusate se lo dico, ma spesso quando poi si parla di recarsi dallo psichiatra, di recarsi dallo psicologo, un po' per retaggi culturali, ancestrali, eccetera, insomma, si pensa sempre, ma no, ma io non sono matto, ma io perché ci devo andare, no? Quindi già il fatto di decidere di curarsi, io dico che è già un traguardo, no? Però io farei una premessa. Sono disturbi multifattoriali, con cause, ci sono varie concause, non solo l'aspetto psicologico, quindi aspetti genetici, psicologici, internistici e quindi fisici e socioculturali, perché anche i modelli socioculturali, come dire, impattano sull'esordio di questo disturbo. I problemi maggiori sono di ordine psicologico, perché sono pazienti che hanno un profondo dolore, davvero una ferita dell'anima, e questo profondo dolore provano a gestirlo con questa modalità di alimentarsi che varia dal non mangiare, dall'abbuffarsi, piuttosto che un altro aspetto, oppure i lassativi e le cose che dicevamo prima, proprio per riempire questo vuoto. Perché sono delle persone che hanno una grandissima difficoltà intanto col proprio corpo. Tempo fa abbiamo fatto una ricerca proprio per avere una contezza, diciamo, proprio sul piano anche neurobiologico di qual è l'essenza di questo disturbo. Abbiamo screenato 15 pazienti, 10 anoressiche e 5 bulimiche, li abbiamo sottoposti a tutta una batteria di test, che non sto qui a dire, e poi li abbiamo sottoposti a risonanza magnetica. L'esito, diciamo, di questo lavoro, perché noi il quesito che ci eravamo posti era: sono i disturbi alimentari un problema di attaccamento? Qui faccio una breve parentesi: per attaccamento noi intendiamo il sistema che entra in campo quando noi abbiamo un problema e quindi cerchiamo aiuto, perché normalmente c'è un problema proprio di relazione, di come, perché il cibo è la prima esperienza che il bambino fa con la sua mamma e quindi attraverso il cibo regola tutti i suoi comportamenti, quindi questa era l'ipotesi di partenza, che ce la siamo confermate noi attraverso questa ricerca che abbiamo fatto in collaborazione con il CNR di Germaneto. Qual era il riscontro che abbiamo trovato? Queste pazienti hanno le anoressiche un problema sulla corteccia visiva, ecco perché il dismorfismo corporeo, nel senso che si vedono magre anche quando come dire, pesano 25 kg e continuano a dire che sono grasse. Le bulimiche invece hanno un problema sia sulla corteccia visiva, quindi sempre un problema di immagine fisica, ma soprattutto sul sistema limbico, che è un sistema, adesso qui non sto a dire, che controlla gli impulsi, quindi le emozioni. Ecco, quindi come dire, vari partner entrano in gioco rispetto al disturbo. Certo. Per integrare giusto una cosa alla quale tengo molto, il discorso di rivolgersi allo psichiatra, alla psicologa, è un discorso che deve essere affrontato in maniera molto molto più forte per sensibilizzare il fatto che sostanzialmente andare dallo psichiatra non significa essere etichettato come matto e soprattutto andare dallo psichiatra molte volte non è il paziente che lo fa, perché il paziente non si rende conto della propria condizione fisica, non si rende conto di quello che sta attuando, generalmente è l'aspetto familiare. La cosa che pensa, a cui pensa è quella di recarsi da uno psichiatra, ma soprattutto sono i familiari, che sono i primi a rendersi conto di un'alterazione comportamentale in relazione al cibo, per cui i familiari stessi dovrebbero, senza far colpe a nessuno per carità di Dio, ma dovrebbero essere più sensibili nel dire vediamo un attimino di fare una chiacchierata perché non vorrei che sta succedendo qualcosa. I segnali, scusatemi, chiudo il discorso semplicemente, i segnali più chiari ed evidenti sono molto semplici da identificare: il calo ponderale, il fatto che quando si mangia si impiega una grande quantità di tempo nel mangiare e fare soprattutto pezzettini piccoli, giochicchiare col mangiare sul tavolo, sul piatto, e soprattutto ovviamente l'evidente calo ponderale e l'evidente anche aspetto
fisico, da un punto di vista fisiognomico, proprio il viso cambia, e per cui quando i familiari si rendono conto che c'è un'alterazione di questo tipo o che c'è un comportamento che può essere anomalo, intervenire... Magari non voler mangiare o pranzare o cenare in compagnia. Sì, anche questo è una cosa importante, per cui bisognerebbe identificarlo in maniera, tra virgolette, precoce, e comunque intervenire in maniera precoce, anche perché i quadri clinici che poi si presentano nelle fasi conclamate e di una certa gravità sono quadri estremamente drammatici, si va poi ad intervenire sul metabolismo, si va poi a dover tener conto di tante cause organiche, problemi gastrici, endocrinologici, soprattutto chi fa fenomeni di compenso, il vomito porta ad avere tutta una serie di alterazioni, la malattia del reflusso gastroesofageo, insomma, ecco il perché è importante che ci sia una sensibilità da parte dei genitori, considerata la fascia di età, che è una fascia di età che può andare dai 16 o anche prima fino all'età adulta. E quindi è importante cercare di identificare piccoli segnali che possono dare un piccolo sospetto e intervenire immediatamente contattando uno specialista, che può essere lo psichiatra, la psicologa, e ovviamente la nutrizionista, prima battuta, ma il geriatra, anche il medico di famiglia, no? Anche il medico di famiglia che dovrebbe in qualche modo fare da filtro. Si è sempre detto che questo problema interessava di più il gentil sesso. Sono cambiate le cose negli ultimi anni oppure... C'è una grossa prevalenza ovviamente del gentil sesso, però è cambiata anche la situazione maschile, perché esistono quadri importanti e c'è il rapporto stimato è 1 su 10, però anche l'uomo comincia ad avere di questi problemi. E posso aggiungere una cosa? C'è il discorso nutrizionale, per esempio sull'anoressia inversa, che è un fenomeno che riguarda molto l'utilizzo dei nutraceutici. E la vigoressia, no? Esatto, negli uomini. loro cercano attraverso il lavoro fisico in palestra, l'utilizzo di proteine estero del latte, aminoacidi, per dire diciamo i più innocui, ma anche ormoni, proprio a raggiungere un modello fisico che spesso è mediatico, non so, un attore o comunque una persona di riferimento. E poi dobbiamo dire che dal punto di vista internistico-nutrizionale le ripercussioni sono veramente pericolose sia durante la fase della malattia, ma anche e soprattutto tenerne conto nella riabilitazione, perché era quello che volevo dire mentre Antonio parlava. È proprio questo che le volevo chiedere, cioè voi siete proprio gli specializzati nella diagnosi, no, delle complicanze, stavo dicendo appunto organiche legate al disturbo alimentare, ma anche quelli abilitati proprio appunto alla riabilitazione nutrizionale. Spieghiamo che cos'è, spieghiamo come viene... Certo, la riabilitazione, allora partendo dal sottopeso, quindi delle persone che presentano, che sono le più fragili dal punto di vista della riabilitazione nutrizionale, adesso ci sono delle recentissime linee guida del Ministero della Salute che sono state pubblicate proprio nel numero 29 di questo mese sui quaderni del Ministero della Salute. Devo dire fresche. Freschissime e molto ben dettagliate, lo voglio dire perché chi di noi già è specialista e formato, voglio dire, per noi è solo una lettura, però per molti può essere veramente una guida, perché quello che bisogna stare veramente, cioè evitare in questi pazienti è una rialimentazione non adeguata che porti a quella che si chiama refeeding syndrome, sindrome da rialimentazione, che diciamo chi ha conosciuto prigionieri di guerra la conosce molto bene, era una causa di morte per le persone che sopravvivevano alla guerra. È una sindrome dovuta proprio all'eccesso calorico e di nutrienti sottoposti a questi pazienti che non hanno le condizioni metaboliche per assorbire i nutrienti. Si scompensano, è mortale, è legata alla produzione eccessiva di insulina e al sequestro degli elettroliti, quindi si muore per scompenso cardiaco o per patologie neurologiche. Infatti in queste linee guida viene dettagliato proprio come riabilitare, più è grave il sottopeso, più deve essere lenta la rialimentazione. Oltretutto c'è da dire...
no? Gradatamente. Sì, si comincia da 10 o da 20 kcal per chilogrammo di peso corporeo da stabilizzare. Per esempio una paziente 1,65 m, 40 kg, questo è uno standard diciamo molto comune, allora si devono calcolare all'inizio 20 kcal per questi 40 kg, quindi come vede si parte veramente da valori molto bassi, supplementando sempre con le vitamine. Quindi l'obiettivo principale deve essere stabilizzare il peso attuale, riequilibrare gli elettroliti, idratare il paziente e poi gradualmente ogni settimana si possono introdurre 5 kcal per chilogrammo di peso, quindi è veramente diciamo molto dettagliata la rialimentazione per evitare questa complicanza mortale. So che anche nella riabilitazione alimentare ci sono vari percorsi, no? Che Sì. si possono seguire. Ne vogliamo Certo. ricordare qualcuno? Sì, certo, nella riabilitazione la prima cosa da dire è che la riabilitazione e quindi la rialimentazione deve avvenire sempre di pari passo con la riabilitazione psichica. Sbagliatissimo sarebbe utilizzare una forzatura, come per esempio la nutrizione artificiale, parlo dei supplementi per osso, il sondino nasogastrico, che comunque richiedono un consenso informato del paziente, che fanno recuperare velocemente, sempre sotto chiaramente controllo medico, ma se avviene il recupero ponderale quando il paziente ancora non è pronto dal punto di vista psichico, questo comporta uno scompenso notevole del paziente. Qua Quindi insomma viene noi fuori abbiamo ancora le una fasi. volta la collaborazione e il dialogo che Necessario. bisogna che ci sia tra voi professionisti. Guardi che vi dottoressa, occupate. devo dire che quello che ha detto Antonio è importantissimo e anche la mia amica collega Angela, perché infatti noi spesso lavoriamo insieme, perché capita che il paziente si rivolga più facilmente al nutrizionista, lo vede diciamo come una figura professionale non compromettente. E infatti era quello che volevo So. dire, no? All'inizio quando ho detto certamente non vado subito dallo psicologo o dalla psichiatra, Sì, ma sì. si rivolge al medico internista piuttosto che al Sì, medico. sì, sì. E allora poi sarà il siamo medico noi. internista a, Assolutamente. Fare l'invio. no? A fare sì. da trade union con tutti E gli altri. per quanto ci siano professionisti diciamo, di notevole valore eccetera, però imbricarsi ed avere lo stesso linguaggio è fondamentale. Assolutamente. Ci vogliono dei team dove noi insomma ci basta comunicare al volo e già sappiamo come interfacciarci col paziente. Certo. Anche perché dicevamo, dottor Ambrosio, prima che molte volte bisogna anche somministrare dei farmaci, no? Quindi lo psichiatra in quel caso... Il psichiatra deve somministrare dei farmaci facendo grandissima cautela a quello che somministra, a come lo somministra, ma soprattutto a come il farmaco viene accettato dal paziente ma anche dai familiari. Quindi anche il farmaco psichiatrico, assumo degli psicofarmaci, è un'altra cosa, Parolone. è una È un cosa che parolone. praticamente è diventata... Sì. Anche se ultimamente si sta cambiando questa opinione, però la terapia farmacologica è estremamente necessaria, soprattutto nelle fasi, e ripeto anche quello che diceva Titi, il discorso è quello lì di lavorare insieme e di concerto, perché anche la terapia psichiatrica, farmacologica in senso stretto, deve essere impostata e regolamentata sia nella fase iniziale della malattia, centrale, tra virgolette, di compenso, che nella rieducazione. E per assestarla adeguatamente bisogna avere una collaborazione stretta, perché non è detto che uno possa assumersi la grandiosità di dire ok, faccio tutto io, non esiste proprio, è una questione che va fatta insieme, di concerto. Il nostro team, ringraziando Funziona. Dio, funziona alla grande in questo, e le terapie che vengono utilizzate comunemente, questo anche per sfatare un altro mito, non sono questo grande danno, non sono queste grandi terapie che ti fanno diventare uno zombie, non è assolutamente così, sono delle terapie farmacologiche di sostegno mirate a gestire alcuni sistemi neurotrasmettitoriali che devono essere messi in assetto, cioè devono essere semplicemente regolamentati, una cosa molto tranquilla. E oltre alla terapia farmacologica ovviamente ci vuole l'approccio, ci vuole... Sempre necessario, a volte se ne può anche, ci sono casi in cui si può evitare di prescrivere anche i farmaci. Quando si può evitare ben venga, perché non è assolutamente dovuto e obbligato prescrivere farmaci, il primo che lo fa sono io, anche perché se non è necessario non vedo il perché.
Chiaramente spesso è importante io sono, poi dico a lui, forse c'è bisogno di è la fare. psicologa che dice allo psichiatra che Esatto. ne dici, secondo te è meglio Cioè che forse se facciamo una terapia E anche però mi farmacologica. sembra uno che un po' non è dal farmaco facile. No, ma però giusto, adesso a parte la battuta, ma è giusto quando non è strettamente necessario, però effettivamente poi i consulti servono anche a questo. Allora, approdiamo, il paziente approda, quindi fra di voi c'è questa valutazione dei singoli casi, si approda poi dallo psicologo. In questo caso immagino che anche per quanto riguarda la sua attività lavorativa ci siano dei diversi percorsi da seguire, Sì. no? In base a cosa vengono scelti con la valutazione? Allora, intanto c'è una valutazione clinica che è fatta da somministriamo una batteria di test self-report che indagano tutti gli aspetti che abbiamo detto, soprattutto sul piano psicologico, tipo dall'impulsività, la depressione, l'ansia, lo stile di attaccamento, insomma andiamo a vedere tutto questo per fare una diagnosi corretta, perché la diagnosi già è un buon punto di partenza. Quindi assessment clinico con i test, colloquio clinico, diagnosi, progetto terapeutico, ma quello che conta nella prima fase è la relazione terapeutica, l'aggancio con la paziente, quindi proprio si lavora alla costruzione di questo. Che si crea anche un rapporto. Ma sì, questo è il lavoro più empatia. questo è il lavoro più difficile, perché è un lavoro proprio sottile, di filigrana, dico io. Stabilita questa relazione, diciamo, di fiducia soprattutto, a quel punto si comincia in qualche modo ad entrare un po' dentro e lì abbiamo vari strumenti. Oggi possiamo dire che abbiamo vari strumenti, a parte la psicoterapia, diciamo, classica, quelle che chiamiamo le psicoterapie di terza onda, dico io, no? Dall'MDR, che è una terapia che utilizza i movimenti oculari e che serve per elaborare aspetti traumatici che andiamo anche ad indagare. Nello specifico consiste, si usano i movimenti oculari per collegare gli emisferi in maniera tale che un ricordo immagazzinato in maniera disfunzionale, una sorta di esercizio con gli occhi? No, è una stimolazione bilaterale degli emisferi. Perché parte dalla ratio che un evento, quando viene immagazzinato in maniera disfunzionale, mi riferisco a un evento traumatico, il nostro corpo produce cortisolo e questo fissa il ricordo in maniera disfunzionale. Per cui attraverso l'elaborazione, collegando gli emisferi, che è quello che accade durante la fase REM del sogno, quindi si digerisce, diciamo, questo evento e si elabora sul livello cognitivo, fisico ed emotivo. Quindi questo però questo è un pezzo della terapia. Poi utilizziamo anche la mindfulness, che è anche un'altra tecnica di nuova generazione, perché quello che conta, spesso le parole a questi pazienti non arrivano. Quindi è un addestramento a farle rendere consapevoli delle loro emozioni, perché spesso, come nell'anoressia, soffrono di alessitemia, che è un aspetto che riguarda proprio l'incapacità di verbalizzare, di capire le loro emozioni e i loro bisogni. Quindi per ogni pezzo di questo lavoro molto diciamo di filigrana andiamo ad operare e poi la terapia familiare. Ecco, non ultimo, poi su questo magari ne parliamo dopo. Spesso si tratta di ragazzi adolescenti, per cui... Sì, l'esordio è in quella fascia, anzi si è abbastanza abbassato, 8-12 anni, però diciamo che l'esordio è 14-16 anni e l'adolescenza ci comporta tutta un'altra serie di problematiche legate proprio alla fase evolutiva, perché è una fase di costruzione dell'identità, quindi dobbiamo andare con strumenti che ci consentono di approcciare e di, come dire, monitorare questa relazione. Certo, quindi dimmi. No, giusto per associarmi al discorso dell'alleanza terapeutica, ricordiamoci sempre che stiamo parlando di persone che sfociano in una patologia estremamente grave, particolare, difficile da comprendere, per cui sono persone che stanno soffrendo e si rivolgono a persone che non solo devono capire, comprendere, ma devono empatizzare la loro sofferenza, la dobbiamo fare nostra per cercare di essere ancora più utili con i farmaci, con tutti gli strumenti a disposizione, ma soprattutto con l'umanità che dovrebbe essere tipica del medico. Soprattutto che abbiano questa sensazione di potersi fidare e affidare. No? Sì, assolutamente sì. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, non cambiate canale, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
Bentornati, dunque noi durante la pausa parlavamo, sì, l'argomento è insomma, oltre ad essere interessante si potrebbe parlare delle ore, anche perché poi quando si parla di nutrizione è veramente facile immettersi in tante altre piccole stradine, piccole e grandi stradine, diceva la dottoressa Curti anche il problema dei malnutriti, degli obesi, no? Anche, ma poi certo, quello è un capitolo a sé che poi tratteremo. Allora, invece con la dottoressa Funaro stavamo parlando dei vari percorsi terapeutici per quanto riguarda l'aspetto psicologico e anche l'importanza della famiglia, perché dicevamo spesso sono adolescenti, per cui la famiglia, capite bene che riveste un ruolo veramente di primaria importanza. Allora, qual è l'approccio? Sì. Prima voglio dire una cosa subito importante. Non colpevolizziamo i familiari del sintomo delle pazienti. Questo è l'aspetto, diciamo, principale. Invece la famiglia e le relazioni familiari, quindi noi facciamo anche la terapia familiare a un certo punto del percorso, però io voglio dare dei messaggi ben precisi, nel senso che i familiari noi li responsabilizziamo per prendersi in mano la nutrizione dei figli, soprattutto per quanto riguarda l'anoressia. Cioè noi, come dire, addestriamo questi genitori in qualche modo a non venire a portarci un pacco come per dire mia figlia non funziona, vedete quello che dovete fare. Cioè la famiglia deve capire attraverso la difficoltà, il sintomo, il dolore profondo della persona che ha questo disturbo, che significato relazionale ha quel disturbo rispetto a tutto il contesto. Voglio chiedere qual è l'errore frequente che alcuni genitori possono commettere, no? Magari cercando di proteggere il proprio figlio o la propria figlia e cercando di assecondarlo in tutto e per tutto, ma spesso questa non è proprio la condotta esatta. Il comportamento più frequente è che insistono nel farli mangiare. Quell'insistenza in qualche modo come dire, produce una sfida, soprattutto nell'adolescente, perché l'adolescenza, noi lo sappiamo, è l'età della sfida. Se si utilizza il cibo come sfida, a quel punto si crea un circolo vizioso. Quindi noi spesso diamo ai genitori dei suggerimenti su come approcciarsi a quella fase in cui la ragazza si irrigidisce rispetto all'alimentazione, quindi facciamo un lavoro di psicoeducazione sull'adolescente proprio per farle capire a che cosa va incontro nella relazione terapeutica poi con tutto il resto, e contemporaneamente in qualche modo diamo i suggerimenti ai genitori. Qual è il consiglio che si trova a dare ai genitori quando magari le chiedono qual è l'atteggiamento che devo mantenere? Intanto io spesso dico a questi genitori di non sentirsi in colpa, questa è la prima cosa. Secondo, di non insistere, quindi è l'elemento importante, e poi come dire piano piano assecondare questi adolescenti in alcuni loro comportamenti per poi ripristinare un comportamento, diciamo, adeguato. Insomma, non fare il muro contro muro. No, assolutamente, la sfida va evitata, assolutamente. Ciao. Mi aggiungo, perché noi condividiamo tutti i pazienti, la sfida perché quando il genitore insiste, qua parliamo dell'anoressica, perché il genitore ha paura e quindi trasmette questa paura cercando di convincere la ragazzina, o il ragazzino, quando c'è, di mangiare. E poi c'è l'altro atteggiamento scorretto dei genitori, quello di colpevolizzare i figli quando sono in sovrappeso. Ecco, proprio lanciamo un appello, perché è la cosa al contrario. Questo è il contrario ed è frequentissimo, e a me fa una tenerezza incredibile ogni volta che purtroppo mi capita di assistere, ed è proprio evidente, andrebbe filmato questo atteggiamento del padre, della madre che sgridano il ragazzino, esatto, dell'obesità. L'obesità in molti casi come ha detto la dottoressa e anche il dottore Umbroso, è multifattoriale, ha una predisposizione genetica e spesso è legata a una sarcopenia, quindi è una malnutrizione nell'obesità, dove in quel caso il ragazzino meno mangia e peggio è. Quindi voglio dire, perché non riuscirà mai ad aumentare il suo metabolismo energetico e a dimagrire. Quindi non colpevolizziamo i figli, cerchiamo di migliorare la loro autostima,
se vediamo che hanno un atteggiamento compensatorio rivolgendosi al cibo, perché sicuramente come E anche insegnano loro, consolatorio, bravissima, così No, come spesso è insegnano consolatorio. loro, e cerchiamo di rivolgerci a specialisti, diciamo, del settore che con banale dosaggio di elettroliti o comunque di ormoni o anche esami ematochimici che vanno saputi leggere anche in quel caso, sia nella manutenzione per difetto che per eccesso vanno saputi leggere, perché noi siamo allenati a cercare di individuare il significato di quel valore, che magari una glicemia a 100 che rientra nella normalità per noi clinici esperti del settore invece un elemento d'allarme, quindi poi andiamo a controllare l'insulina e quanto. Quindi io ci tenevo proprio a sottolineare questo aspetto. Sì, ma è importante questo, perché è vero, spesso è un atteggiamento comune, no? Frequente, quello di colpevolizzare senza... e la critica, perché magari non dovresti mangiare tanto, sottovalutando, non prendendo per niente in considerazione altri elementi che possono essere quelli che abbiamo appena detto. Certo, anche in questo però è importante dire una cosa, cioè i genitori sbagliano come tutti i genitori commettono degli errori, non c'è il genitore perfetto, quindi sicuramente fanno degli errori in bene, con affetto, certo, nell'amore del riguardo dei figli, ecco il perché entra in gioco tutto il nostro sistema, perché è un sistema che è quello lì di sostenere anche le famiglie, cioè non siamo lì a puntare al dito al genitore che dice non gli devi dire che non deve mangiare, no, non è questo il discorso, cerchiamo di sensibilizzare e di collaborare tutti insieme per cercare di sostenere quello che è il fulcro più importante, che è il paziente, che è la persona che soffre, e anche i familiari a volte attuano dei comportamenti sicuramente non idonei, chiamiamoli anche sbagliati, ma dettati soprattutto dall'amore, non è? Quindi non stiamo lì a colpevolizzare i familiari, ma anzi siamo lì a chiedergli un'alleanza, un sostegno, perché noi li vediamo nell'ambulatorio i pazienti, a casa ci stanno loro e ci stanno con i loro figli, per cui la gestione del figlio all'interno della casa è una gestione che devono avere loro e devono avere strumenti, tra virgolette, l'umiltà. Insomma, così li dobbiamo formare noi, questi genitori, di farsi formare e di farsi aiutare, sì. a passargli delle informazioni che loro non hanno, proprio perché insomma uniti poi l'unione fa la forza. Dicevamo, insomma, la famiglia spesso viene convocata presso lo studio, almeno in una prima fase? Sì, in una prima fase viene convocata e anche lì si fa una valutazione. Poi rispetto al progetto terapeutico, quale pezzo va lavorato, e allora decidiamo in quale fase, in quale momento fare quest'altro pezzo di lavoro. Sì, allora intanto, visto che ho sentito uno squillo, io voglio ricordare, perché me ne ero completamente dimenticata, vabbè, la prima puntata dopo un po' può capitare. Dunque, se aveste voglia di fare una domanda, di porre una domanda ai nostri professionisti, lo potete fare perché siamo in diretta, quindi chiamando il numero 0984 841720, ve lo ripeto, 841720, per porre le vostre domande. Non so, Luca, il nostro regista, Luca, se abbiamo anche la nostra pagina Facebook, operativa, attiva? Sì? Va bene. Allora, stavamo dicendo dei tipi percorsi, ma secondo la sua esperienza, qual è forse anche in base all'età, io adesso non lo so, un percorso terapeutico che magari le ha dato di più soddisfazione oppure l'ha aiutata a raggiungere prima l'obiettivo? Beh, C'è? C'è una telefonata? Non lo so. Ah sì, pronto? Scusi, dottoressa Funaro. Buonasera. Buonasera, posso parlare con la dottoressa Funaro? Prego, da dove chiama? Da Catanzaro. Da Catanzaro. Prego, dottoressa Funaro. Prego, può parlare. Posso parlare? Sì. Buongiorno, volevo chiederle, io sono sotto cura veramente qui a Catanzaro, a Carica mi stanno già seguendo. E sono dovuta andare perché praticamente ho avuto all'improvviso dei effetti di ansia e depressione. Io ho 49 anni e mi ritrovo con un fisico molto magro e non capisco se è stato il fatto dell'ansia o la depressione che mi ha portato ad avere questo fisico magro perché ho 49 anni, quindi mi ritrovo ad essere come una ragazzina di 14-15 anni.
Ora non so se è stato il fatto dell'ansia depressione, perché io ho avuto un problema a maggio, ho avuto il cane 8 anni e l'ho dovuto togliere per una cosa di forza, non perché ho voluto io. Quindi Un cane? Un cane? Sì, avevo il cane, ho dovuto togliere all'improvviso e da quando non ho più il cane sono stata male, poi vabbè, oltre il cane ci sono anche delle cose dietro familiari, il divorzio dei miei genitori, il mio, del mio fratello, tante altre cose che mi sono successe e che magari... Facciamo la domanda, qual è la domanda però? Abbiamo capito che lei ha una situazione... Sì, un po' particolare, sì. come lei prima diceva, che non bisogna colpevolizzare i familiari, no? Sì. Mi pare, non so se è giusto quello che ho sentito. Sì, è giustissimo. Mi pare, secondo me no, non è così, perché io comunque mi riporto dietro il problema dei miei, del fatto del divorzio, proprio per questo, perché... non l'ha accettato la separazione dei suoi genitori? Non l'ha accettato da figlia? No. Però ecco, adesso la dottoressa Funaro le risponderà sicuramente meglio di me. Però quello che diceva era riferito ai disturbi dell'alimentazione e nello specifico se vediamo un figlio troppo magro o troppo, di non rimproverargli questo comportamento rivolto all'alimentazione. È chiaro che poi le motivazioni che ci stanno dietro sono altre. Io posso rispondere alla signora per... parlavo solo di obesità, però se magari c'è anche il problema per una ragazza magra come me, diciamo, no? Perché i casi magari potrebbero essere tanti, ho anche magari un po' problema ai denti che non posso curare perché non lavoro, quindi non faccio una masticazione buona, però non credo siano neanche denti perché è tutto un insieme di... Lei lo attribuisce più all'aspetto psicologico, giusto? Sì, secondo me sì, perché all'epoca sono stata curata anche al Lido, all'asilo, però là mi sono sfiduciata, non sono andata più e mi avevano detto che era una depressione alimentare che io avevo. Ho fatto anche un test mi pare erano 300 domande, invece l'altro giorno qui a Cavita che mi stanno seguendo, mi sta seguendo la dottoressa Gigliotti, me ne ha fatto fare 587 e dove mi hanno dato già l'esito delle domande, mi hanno detto che sono molto iperattiva, questo sicuramente perché sono sempre nervosa, sono sempre... in casa andare sopra e sotto, non sto ferma un minuto. Scusi, ha detto come si chiama lei, Angela? Io sono Silvia. Ah, Silvia, mi scusi. Vogliamo, dottoressa Funaro, rispondere a Silvia perché mi pare che insomma ci ha descritto un po' la sua situazione. un po' tante situazioni. Ha detto tante cose. Ecco, una cosa che noi facciamo nell'assessment... Sarebbero alte, ma se no perderemo faccio un po' alla lunga. Volevo capire se voi siete qui a Catanzaro oppure volevo capire No, noi lavoriamo su Cosenza, io ho lavorato a Catanzaro, da 10 anni invece mi sono trasferita qui a Cosenza e lavoro a Cosenza. Che è la sua città per cui... Conosco tra l'altro la dottoressa Gigliotti perché io ci lavoravo insieme. Detto questo, è una cosa che facciamo nel nostro lavoro... Non sto dicendo questo. Non tolgo niente a lei assolutamente, io stamattina sono stata lì, quindi... Allora Silvia, facciamo, io voglio capire una cosa da lei però, lei si è affidata alle cure di questi professionisti ai quali si è rivolta, giusto? Perché per me l'importante è capire anche questo, se lei si è affidata e se sta seguendo un percorso e magari adesso vuole delle delucidazioni. Sì, lo sto seguendo, questa è la terza volta che vado, prima mi sono relazionata con loro come dicevate voi prima e mi hanno voluto capire giustamente il mio problema, poi mi è stato fatto, la seconda volta che sono andata ho fatto il test, è uscito fuori quello che doveva uscire e adesso devo andare il 25 di settembre, andrò di nuovo sicuramente, non mi è stato dato il farmaco perché forse non ne avevo bisogno, perché soprattutto io... Certo, abbiamo detto prima, non sempre è necessario e comunque per ritornare a quello che diceva la signora prima, quello che facciamo nell'assessment è collegare gli eventi di vita avversi, quindi un lutto, una separazione, quello che facciamo
Va bene il microfono? Va bene, magari alziamo un po' la voce. Ok, quello di collegare questi eventi alla storia clinica della paziente, quindi facciamo una mappa di questi eventi che hanno contribuito alla patologia. Lei prima mi chiedeva, quindi mi aggancio a questa cosa per rispondere alla sua domanda di prima. Lei diceva qual è la parte più bella del suo lavoro? Allora, la parte più bella del mio lavoro è quando io, attraverso un filo di Arianna, trovo il punto di comprensione, restituire alla paziente il significato del suo sintomo e della sua storia, perché la storia di quella persona restituita in termini di comprensione di quello che è di capire quello che gli è accaduto è un aspetto della guarigione. Ok, allora dottoressa Funaro, cosa si sente di consigliare a Silvia? Di continuare assolutamente il suo percorso. Silvia, ci sente? Sì, I professionisti a cui si è affidata sono bravissimi. Devo seguire ragazzi con handicap, devo io seguire a loro, non è che vi possono seguire loro a me, perché io sono anche educatore di comunità, quindi per quello io mi sono interessata a telefonare. Va bene. Certo, allora facciamo concludere, serve un aiuto, ecco. Facciamo concludere i consigli della dottoressa Funaro. Si affidi ai colleghi che sono senz'altro competenti per far fare tutto il percorso necessario. Certo. Poi insomma lei lavora anche in quest'ambito, per cui sa bene che queste sono cose un po' impegnative che non si risolvono certamente dall'oggi al domani, ma sicuramente seguendo un percorso terapeutico, di psicoterapia o quant'altro, io sono sicura che con i vari professionisti che abbiamo sicuramente i risultati arriveranno. Silvia, grazie per averci chiamato. Grazie, e le faccio tanti voi, auguri. Gentilissimi, grazie. Ok, grazie. ok. Allora, ma poi ci sono proprio delle persone che sono, no, adesso mi ci faceva pensare alla nostra telespettatrice quando diceva io sono iperattiva, ho 49 anni ma ho un fisico di un adolescente, di una quindicenne. Quello che si chiama macrocostituzionale. Esatto. Sì, hanno un ipermetabolismo e quindi hanno, diciamo che la domanda che avrei voluto fare era se è mai stata vista da un medico nutrizionista questa signora, credo. Poteva intervenire, No. C'è sfuggito. No, per vedere, perché la valutazione deve essere molto attenta in questi pazienti, quando hanno veramente un metabolismo da Ferrari e non da 500. Questo esiste. Persone che, insomma, io reputo anche delle persone fortunate, no? Sì. Cioè, quando tu dici beata te o beato te, mangi, ma non ingrassi. Esatto. Allora qualcuno dice no, ma se tu vedi una persona magra è perché non mangia, e invece non è proprio sempre così. Premesso che, diciamo, non mangiare non fa dimagrire, e quindi questo è un messaggio che deve passare. Sì. E poi esistono sì queste persone che hanno la capacità di produrre, diciamo, shiftare la cellula di grasso che produce energia da bianca in bruna, perché l'organo adiposo è un organo endocrino e ha questa capacità che poi si perde, diciamo, dopo i 6 anni. Fino a 6 anni i bambini infatti difficilmente sono in sovrappeso perché hanno molto grasso bruno, il grasso che idrolizza i trigliceridi e produce energia. Loro mantengono questa capacità di trasformare la cellula, è geneticamente, diciamo, predisposto. Vabbè, sono delle fortune. No? Però non sono tutelati dalla scorretta alimentazione, che ben lo sappiano, certo. Nel senso che chi è magro costituzionale non si deve illudere che può mangiare di tutto, perché un'alimentazione scorretta, quindi non pagherà pegno prima o poi. Sì. Paga pegno. Allora, sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, io sono la signora Maria. Buonasera Maria. La dottoressa Funari. Sì, da dove ci chiama Maria? Da Cosenza. Ok, tutti per la dottoressa Funaro in prima battuta, però poi qua sa che c'è una collaborazione di tutti. Prego dottoressa, prego signora Maria. Allora, è un periodo. Sì, ascoltiamo. Allora, posso Sì, parlare? l'ascoltiamo. È un periodo che mi sento stanca, un po' depressa, soffro di tiroide, ipotiroidismo e prendo l'Eutirox. E nello stesso momento, dopo la pillola, divento triste, insomma. Stamattina avevo la pressione alta, cosa che ce l'ho sempre a 50-90. E non lo so, e mi viene un blocco allo stomaco. Allora, Maria... Io soffro però di cefalea e emicrania. Allora, facciamo prima rispondere alla dottoressa Curti, e poi ci leghiamo.
Che cosa può accadere alla signora Maria? Perché si sente così? Allora, una domanda vorrei sapere, posso chiedere? Non sento molto bene. Signora, quanti anni ha? Quanti anni ha? Io ne ho 60, 60. però da quando avevo 10 anni soffro Di? Ipotiroidismo? Quindi prende praticamente l'Eutirox perché ha un gozzo nodulare, l'ipotiroidismo? sì, da 75 mg. Da 75 mg. E lei periodicamente è in sovrappeso? No, 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 no. No. Allora, il primo consiglio: controlli la vitamina D. Prende il dosaggio della vitamina D perché è quello che insomma mi viene distinto di controllare. Periodicamente deve controllare il dosaggio degli ormoni tiroidei. La stanchezza muscolare spesso riguarda una deficienza di oligoelementi come il magnesio, gli elettroliti in generale, la vitamina D e l'immobilità. Se lei è una persona che sta spesso seduta o comunque immobile in casa, purtroppo perde muscolo con più facilità rispetto a una persona che si muova. Io credo, e poi a questo ci dobbiamo aggiungere probabilmente un'alimentazione non equilibrata, soprattutto per quanto riguarda le proteine nobili, quindi carne, pesce, uova, oltre che quelle vegetali che vengono dai legumi. Quindi, siccome io non la conosco e non l'ho valutata, d'impatto le dico subito queste cose, quindi controllo metabolico attraverso gli esami del sangue, in particolare la vitamina D, si muova e controlli bene la tiroide. I picchi ipertensivi vanno valutati anche sulla base della sua familiarità. Se lei viene da una famiglia dove c'è l'ipertensione, eccetera, comunque un controllo va fatto, perché purtroppo noi donne, quando andiamo in menopausa, cioè andiamo un po' avanti nell'età, perdiamo la protezione degli ormoni, degli estrogeni, e quindi diciamo andiamo incontro anche a queste patologie cardiovascolari. Questo è il primo consiglio che Bene, viene da dare. signora Maria, tutto chiaro? Vuol chiedere qualche altra cosa? No, io mi sono fatta tutte le analisi, però quella della vitamina D non lo so. Questa se le me l'ha fatto manca. il dottore. Possiamo provare a farla. Ecco, sì. Quest'altro controllo. E in più ho un po' il colesterolo, triglicerido, e non so se ho un po' di glicemia alta. E Però quindi io una sono sindrome metabolica. dimagrita 9 kg. È dimagrita 9 kg, sono tanti 9 kg. Sì, perché sto lavorando, ho cambiato vita, diciamo. Ecco, bisogna vedere come ha perso questi 9 kg, si è ridotto l'alimentazione, quindi la stanchezza Ho potrebbe... ridotto l'alimentazione. Ecco, l'importante è ridurre, ma deve essere sempre bilanciata per lei, quindi si rivolga a qualcuno, non faccia da sé, perché altrimenti potrebbe... E comunque signora, lei ha parlato di patologie che fanno parte di una sindrome, si chiama sindrome metabolica, quindi deve essere ben seguita. Sicuramente il primo filtro deve essere il suo medico curante, che poi la indirizzerà agli specialisti. Bene, grazie Maria per averci chiamato, tanti auguri e ovviamente sì, è vero, insomma, quando ci troviamo in queste situazioni... Arrivederci, grazie Maria. È chiaro che in prima battuta ci rivolgiamo al nostro medico di famiglia e, come diceva la dottoressa Curti, poi sarà lui ad indirizzarci, quindi non facciamo il fai da te in medicina, no? Perché insomma poi alla fine non va bene. Allora, volevo ritornare un attimo con... no, mi piaceva questa idea. Abbiamo terminato sul fatto dei percorsi terapeutici, sì. Però a me interessava sapere, ecco, a volte capita di sentire, no? Ormai di questi problemi se ne parla tanto, per cui la cronaca ci rimanda anche dei casi molto spesso, no? Quando poi le situazioni si recuperano, siamo tutti felici e contenti, spesso ci troviamo di fronte a dei casi veramente difficili. E dicevo appunto, la cronaca ci restituisce dei casi veramente, delle notizie terribili. E allora immagino che nel vostro lavoro vi sarà anche capitato di trovarvi di fronte a questi casi così, diciamo tra virgolette, molto difficili. In questi casi come vi orientate, come affrontate, no? questo tipo di situazioni? Diciamo che il primo impatto con questo tipo di disturbi è di tipo ambulatoriale, ma se ci troviamo in una situazione a rischio, e quindi il caso che stava citando lei precedentemente, allora lì consigliamo il ricovero per un pezzo di tempo, proprio per fare in modo che nella paziente viene ripristinato il livello di sicurezza,
poi si riprende il lavoro da dove l'avevamo interrotto. Purtroppo da noi... Ecco, questo volevo dire, insomma, diceva la dottoressa Funaro, ci sono delle situazioni in cui il paziente va istituzionalizzato. Siamo in ricovero, va istituzionalizzato. Ecco, diciamolo proprio in In parole termini povere. semplici. Per cui si rende necessario, perché magari c'è un calo di peso, e poi non è soltanto il calo di peso, ma che cosa si va incontro poi a tutte le disfunzioni che ne possono, insomma, tutte le cose che ne possono spesso è anche il derivare. rischio di vita, È rischio di vita, certo. Oppure se c'è stato un tentativo di suicidio, perché tante volte c'è anche questo aspetto, anche i pensieri che queste pazienti fanno a un certo punto non ce la fanno più, quindi come dire, ci sono, proprio perché in comorbidità con altro tipo di patologie, a quel punto la situazione può essere anche più complessa di quella che stiamo dicendo stasera. Certo, e quindi si rende necessario Il appunto ricovero. questo ricovero. Ricovero, parliamo, noi siamo in Calabria, parliamo della situazione in Calabria, che non ce ne sono di queste strutture, ecco, diciamolo proprio chiaro e tondo. La struttura più vicina a noi È Chiaromonte, in Basilicata. in Basilicata. Ci sono pochissimi posti letto dove spesso non troviamo posto, con una spesa molto eccessiva sul nostro sistema sanitario regionale che è già abbondantemente, diciamo, precario, però voglio dire, non abbiamo fatto in modo che questo potesse essere avviato. Ecco, nonostante ci sia la volontà di voi professionisti che vi occupate di queste cose, insomma c'è la volontà di fare, perché vivendo quotidianamente ed essendo a contatto quotidianamente con questo tipo di problematiche è chiaro che proprio vi Noi sappiamo che, insomma, c'è bisogno di tutti gli strumenti per poter sì, operare. c'è la pubblicità, ok. Sempre Bene. con lei mi devo interrompere, che ci possiamo fare? Pubblicità, ritorniamo tra pochissimo e vi ricordo 0984 841 720 se volete fare qualche domanda ai nostri professionisti, a tra poco. Gioielleria Scintille Rende del maestro Santo Naccarato. L'arte nel gioiello dal 1987. 4 generazioni e una passione, la qualità. 4.000 metri quadri dove poter scegliere tra classico e moderno, antiquariato e design, creazioni di arredo uniche, originali e delle migliori firme, per qualsiasi esigenza abitativa, uffici, alberghi, comunità. Attilio Giuliani, arredamenti di qualità dal 1820. A Cosenza in via Duca degli Abruzzi numero 7, centro città. Showroom in corso Mazzini numero 140. Telefono 0984 25 024. www.attiliogiuliani.it. VetLife è la prima clinica specializzata nella cura degli animali domestici e non solo della città di Cosenza. Una struttura di eccellenza e super efficiente nelle tempistiche di intervento. Attivi 24 ore su 24, con un servizio di pronto soccorso veterinario di grande qualità, capace di affrontare qualsiasi emergenza e necessità del momento. VetLife non vi lascia mai da soli. Rieccoci, bentornati. Allora, stavamo parlando, vi ricordo l'argomento per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, stiamo parlando dei disturbi del comportamento alimentare, abbiamo aperto tante finestre, tutte molto importanti, e nel mezzo della discussione con la dottoressa Funaro, che è la psicologa, stavamo parlando dei casi più o meno gravi, diciamo in questo caso un po' più gravi, dove
non diciamo proprio bisogna ricorrere a istituzionalizzare il paziente, perché è una parola un po' troppo pesante, però facciamo una differenza, no, dei tipi di supporto che poi a un certo momento, di cui il paziente a un certo momento ha bisogno. Dottor Ambrosio, prego. Allora, cioè, istituzionalizzare è effettivamente un termine un po' forte. Usufruire di quelle che sono le possibilità che le istituzioni ci danno è diverso, nel senso che abbiamo delle fasi di trattamento in relazione anche allo stato di acuzia della malattia. Il ricovero nelle strutture residenziali e semiresidenziali, essendo anche un ricovero abbastanza lungo e avendo le difficoltà oggettive della nostra regione, dovrebbe essere, cioè deve essere effettuato come terzo step. Il primo step è proprio l'approccio ambulatoriale o addirittura il ricovero in ospedale, perché no? In medicina o casi che possono essere anche trattati tra virgolette in SPDC, dipende dalla situazione clinica, se è preminente il quadro psichiatrico o se è predominante l'aspetto clinico, organico. Quindi va fatto in maniera un pochettino più settoriale, va fatto l'eventuale ricovero ove proprio necessario, va fatto in ospedale in maniera tale che si fa una terapia sia nutrizionale, metabolica, ma soprattutto una terapia psichiatrica che venga impostata in un ambito protetto ospedaliero e che questa poi venga proseguita negli istituti, nelle strutture residenziali e semiresidenziali. Quella di cui abbiamo discusso è quella più vicina a noi, che oltre ad essere distante, ad essere un carico per la regione, è anche un carico per i parenti, perché i parenti vanno a trovare i figli e si fanno 150 km ad andare e a tornare, e sono anche dei costi questi. Quindi questo era giusto un appunto in più. Non è per piangerci addosso, no? Però, perché, insomma, voglio dire... dicono che in Calabria ci piangiamo un po' troppo addosso. Però insomma devo dire che quando ci si trova di fronte a queste situazioni, anche perché poi... Al posto del pianto dobbiamo capire che cosa, quale atteggiamento. Esatto, quale atteggiamento, e soprattutto immagino che per voi professionisti, no, quando poi un paziente, sì vabbè ok c'è il problema, l'abbiamo individuato e tutto, adesso che facciamo? Cioè è anche... immagino brutto per voi doverli tra virgolette abbandonare, nel senso noi fino a qui siamo potuti arrivare, oltre non andiamo. Per fortuna c'è internet oggi che ci dà una mano, però insomma se avessimo... I postiletti non bastano, neanche esatto, quelli che sono in tutta Italia non sono sufficienti per la richiesta, perché noi spesso telefoniamo e non abbiamo la disponibilità dei posti. Certo. È un problema di cura e bisogna capire ai cittadini quando hanno un problema, le istituzioni come ci vogliono rispondere. Ok, ci ritorniamo tra un attimo, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, chi parla? Io sono Eloisa da Aprigliano. Buonasera Eloisa, una voce conosciuta. Volevo intanto fare i complimenti per la trasmissione. Grazie a te Eloisa. Poi far sapere ai tre bravissimi professionisti che io sono una testimone, loro sanno chi sono, e chiedere una cortesia che mi sta molto a cuore, se loro possono tutte e tre nelle sedi opportune, promuovere sicuramente un centro che si occupa di questi e di altri problemi legati a tutti e tre i professionisti, perché penso che la provincia di Cosenza sia molto carente sotto questo aspetto e che spesso e volentieri per arrivare in ospedale, se non si arriva tramite pronto soccorso, è molto complicato ottenere le prestazioni professionali certo. di professionisti convenzionati, a meno che uno non ha la possibilità economica di ricorrere a liberi professionisti. Certo, e infatti anche di quello stiamo parlando. Se non c'è altro io la saluto e la ringrazio Eloisa perché... No, io volevo fare i complimenti a tutte e tre, questa era la cosa a cui tenevo di più e alla trasmissione in particolare. Grazie. La ringrazio. Grazie ancora, arrivederci, a risentirci. Allora così diamo anche spazio, no, ad altre eventuali telefonate. Sì, qua mettiamo il dito nella piaga perché... Facciamo quello che possiamo con i mezzi che abbiamo. Ecco perché il ricovero nella struttura residenziale per noi deve diventare necessariamente uno step
quanto più lontano possibile e ove è possibile evitarlo. Ma io adesso Noi lo ci dobbiamo voglio chiedere- attrezzare tantissimo Sì. proprio per cercare di evitarlo, quindi lavoriamo proprio per questo, Esatto. avere delle strutture a disposizione dove poter intervenire in loco sarebbe veramente Certo, anche perché fantastico. io le vedo, no, attraverso dei filmati, adesso è un argomento molto dibattuto, molto trattato, per cui si vedono, insomma io mi immagino questa struttura che in Lucania me la immagino come una sorta di casa famiglia dove si fanno insieme delle attività, dove chiaramente supportati dai professionisti del settore, eccetera, e dico, ma perché? Quali secondo voi potrebbero essere le difficoltà che si riscontrano nel voler mettere su un'idea del genere? Cioè io non me lo spiego. Lei me lo saprebbe spiegare, dottoressa Bruna? Perché la chiede proprio a me? No, dico, perché poi, insomma- io credo che dipende un po' dal modo come le nostre istituzioni si prendono cura E come vedono il problema soprattutto? e come vedono il lo problema, valutano. e come lo valutano, perché noi, voglio dire, non tutto quello che è previsto nei LEA, che sono i livelli minimi assistenziali per quanto riguarda non solo i disturbi alimentari, noi non siamo attrezzati. E voglio dire, noi siamo la regione a più alta possiamo migrazione. garantire i LEA da questo punto di vista. Noi siamo la regione a più alta, come dire, migrazione sanitaria, che non riguarda solo i disturbi Certo, alimentari, riguarda un po' assolutamente tutto. Questo nello specifico. Allora dico, forse è arrivato il momento di attrezzarci, perché i professionisti in Calabria ci sono. Non so se- Sensibilizzare la classe politica, senza alcun colore, la classe politica in generale, Ma certo. e permettere la programmazione regionale. Anche perché la nelle salute istituzioni. appartiene a tutti, quindi Certo. insomma io quando parlo di salute, la buona politica deve appartenere a tutti. Sì, dovrebbe essere così almeno. Certo. Insomma, E quindi garantire, perché le risorse professionali ci sono, insomma voglio dire, scegliendo gli specialisti nel settore si può creare sicuramente un ottimo centro e dare ottime fare risposte. retorica, no? Dire sempre che poi andiamo fuori e troviamo, sai, sono Il andato lì, calabro. sono andato di là ed erano tutti calabresi, a Certo. partire dal primario, a partire da quello, insomma, mi secca un po' fare questa retorica. Però Noi è abbiamo così. le macchine ma non abbiamo carburante per partire. Esatto. Il succo Delle è volte quello. sì, è così. È sempre quello il problema. Ci vuole molta più attenzione, soprattutto nel caso dei disturbi alla condotta alimentare, ma non solo di quelle, cioè, mancano diverse strutture. Non sto lì a fare la polemica, per carità di Dio, ma sarebbe opportuno che tutta la sanità calabrese, locale e regionale, dia attenzione alla psichiatria in genere, agli aspetti psichiatrici, perché è stata fin troppo bistrattata negli ultimi anni. La psichiatria è una branca particolare, poi è facile leggere sui giornali disgrazie e quant'altro e dire però nel frattempo non esistono strutture o ci sono delle strutture con grandi e fortissime limitazioni, per cui entriamo in una polemica che è vecchia, però Come il cucco. come il cucco, ma sostanzialmente il discorso è quello, cerchiamo di fare più attenzione alla salute in generale, ma la salute mentale credo che sia da tenere conto in maniera particolare, anche perché la sofferenza Che non si dell'anima vede. è la sofferenza più difficile da trattare, ma è una sofferenza che va rispettata in maniera molto molto più adeguata. Assolutamente, perché poi abbiamo visto come da una serie di disturbi, no? In questo caso stiamo parlando della branca della psichiatria, ma poi da questo si possono innescare tutta una ventaglio. serie di... E la cosa che più mi colpisce è anche, noi non vogliamo dare numeri eccetera, però e l'età sono i giovani, no? Che ci fanno questi numeri che riguardano le fasce d'età anche Colpite. under 30 Sì. che fanno paura, e questo sicuramente è legato a tanti altri fattori, no? Certo. Però è quello che dice il dottor Ambrosi, è importante, perché da lì poi dobbiamo capire che dobbiamo essere pronti, corazzati per affrontare, perché veramente insomma, quello poi è un altro capitolo, è un'altra cosa, di quello se ne potrebbe parlare, di questo aspetto qua Finito. se ne potrebbe parlare Certo. veramente tanto, però Certo. adesso riguardo al nostro argomento di oggi, quello che era importante era proprio questo, per la parte conclusiva della trasmissione e per la parte anche giustamente dell'assistenza finale ad un paziente che non può poi risolvere e deve andare oltre, e noi che si fa?
dobbiamo fermarci. Quindi insomma io e il mio augurio, intanto si vede, voi siete molto affiatati tra di voi e dico anche che poi alla fine si va avanti anche per questo, perché c'è la motivazione di questi professionisti, c'è il vivere la professione medica come veramente fosse una missione, un mettersi al servizio degli altri, e quindi questo vi spinge a far bene e noi tutti vi ringraziamo, ve ne rendiamo merito, però a un certo momento la politica deve fare pure insomma la propria parte, un po' in generale, ma ecco, stiamo vicino anche a queste. Nel frattempo noi cerchiamo di fare solo del nostro meglio, certo, secondo scienza e coscienza, poi nell'attesa vedremo certamente, quali opportunità ci saranno. Allora, io dico che qua potremmo ancora parlare, però il tempo a nostra disposizione sta terminando. No, abbiamo la telefonata? Ah, possiamo ancora rimanere? Ok, lo so che vi trattengo ancora un po'. Ci fa piacere. No. Ok, allora, io volevo dire, in base all'assistenza poi, perché lì è anche un mio, come dire, una mia curiosità personale, quanto sia importante ai fini dei percorsi terapeutici per la psicoterapia, come approcciare quelle persone, perché immagino che vi saranno capitati quei pazienti che sono anche altamente ostinati, perché io mi immagino che ci siano anche questi casi qua. Quando lei parla dei pazienti ostinati, parla dei pazienti più, diciamo, problematici. In quel caso, come dire, anche lì ci sono degli step all'interno della psicoterapia. Come dire, c'è tutta una fase prima che noi chiamiamo di psicoeducazione, in cui lavoriamo col paziente proprio nel fargli capire qual è il suo problema, lo decodifichiamo, poi successivamente lo colleghiamo agli eventi di vita, gli eventi di vita diciamo particolari. Quel pezzo viene lavorato attraverso la tecnica che dicevo prima, eventualmente la terapia farmacologica, perché lì parliamo di pazienti complessi, quindi dobbiamo approcciare il problema in maniera complessa. Certo, sì, perché insomma quando poi ci si trova davanti, penso che alla fine questo muro si riesce a rompere, Sì, no? Perché sì. altrimenti... No, lo rompiamo quasi sempre, Ecco. uso E quasi sempre per non essere... Certo, quanto è importante poi Determinata. la collaborazione anche, no? Degli stessi pazienti, perché a volte ci sono questi ostinati. È fondamentale la collaborazione, perché la collaborazione dipende non solo dal paziente ma dipende anche dall'operatore, perché è il discorso della relazione terapeutica, deve esserci fiducia, deve esserci sostanzialmente vengono delle persone da noi Soprattutto che ci affidano una alle vostre responsabilità due figure, importante. perché la dottoressa Curti no, No, a lei si perché- affidano di più perché insomma come medico... Con i No, ma lei pazienti- tante volte, devo aggiungere una cosa, lei tante volte col suo modo di fare molto così, come dire... Dolce. Ecco, usiamo questa parola perché abbiamo aspetti di personalità abbastanza diversi. Lei è il primo, come dire, l'aggancio con la sua modalità, come dire, poi al percorso successivo. Quindi funzioniamo... devono passare prima da lei. funzioniamo Dottoressa, bene. però io vorrei usare, diciamo, prendere questa freccia per dire una cosa che poi arriverà sia ai pazienti ma soprattutto a molti colleghi. Lavorando insieme ci si contamina in un significato positivo da dare questo termine. Io devo dire che spesso prima di iniziare a lavorare con Angela e con Antonio facevo uso dell'esperienza per approcciarmi, l'esperienza clinica per approcciarmi al paziente, quindi diciamo ho imparato dagli stessi pazienti attraverso i loro bisogni come in qualche modo agganciare la loro fiducia e quindi aiutarli naturalmente. Invece lavorando insieme c'è stata una contaminazione diciamo positiva sia internistica per Angela che magari veniva dalla psicologia psichiatrica, per loro anche l'approccio metabolico, quindi fare attenzione al farmaco, come dosarlo, voglio dire questo è fondamentale, cioè è molto importante ai fini dell'approccio al paziente. Poi fondamentalmente il paziente si deve fidare perché porta con sé tante paure, quindi l'approccio sì dolce, ma quello magari è innato, ma
è importante, diciamo, dargli la risposta di ciò certo. che vuole. In quel momento vuole essere rassicurato che i suoi bisogna obiettivi dire. non vengano violentati. Certo. E nell'anoressico la non violenza significa non fargli aumentare neanche un etto nella prima fase di cura, però stabilizzare, quello già è un successo, stabilizzare il peso che ha. Certo. Quindi i pazienti più ostinati e più difficili sono quelli lì che meritano sostanzialmente più pazienza da parte nostra. Certo, infatti se vi siete, non lo so, è vero che immagino che non si possano programmare i tempi di un percorso terapeutico in questi casi, no? Perché tutto dipende sicuramente dalla risposta, pure dalla collaborazione. Però ci diamo abbiamo dei tempi abbastanza comunque precisi. sì, altrimenti definiti. Ci sono? Cioè riuscite a dare dei tempi? Ah sì? Io immaginavo dei tempi c'era- di cura sì, perché altrimenti poi completerà Antonio, prego. se si cronicizza il paziente, voglio dire, alla fine diventa una dipendenza, manipola lui gli operatori, completa Quindi tutto voi il grosso concetto. modo, insomma, quando prendete in cura un paziente sapete grosso modo già, Sì. faccio un esempio, entro un anno Sì, riuscite... ci diamo dei tempi. Orientativamente sono tempi che ovviamente non sono rigidi e precisi. Certo. La finalità e l'obiettivo della terapia è quello là che il paziente deve usufruire di tutte e tre le figure, ma che sostanzialmente deve arrivare a un punto dove non avrà più bisogno né di farmaci, né di medici, né di nient'altro se non di godersi la vita dopo aver affrontato un'esperienza molto brutta Certo. e basta. Io I dico tempi delle volte ai pazienti, tanto lo capiamo insieme quando il percorso è finito. sostanzialmente è così. Questo dico. È giusto. Quali segnali, siamo negli ultimi minuti, volevo chiedere alla dottoressa Curti, quali segnali possiamo, per dare un consiglio Sì. magari ai genitori degli adolescenti che possono avere questo tipo di problemi, a quali segnali devono prestare attenzione? Allora, i segnali sono questi: l'eccessiva paura del peso, di recuperare peso dopo spesso una dieta fai da sé, i rituali nel piatto, evitare tutte le situazioni sociali e familiari in cui si mangia diciamo un pochino di più, i Vanno sensi di evitate colpa. queste situazioni? Queste sono situazioni d'allarme, Ah. cioè sono le Quando, situazioni... quando la persona evita questo tipo di... Sì, quando la persona Ok. evita le situazioni, non so, Natale e quindi il pranzo natalizio, Certo. quindi si vede che magari non vuole stare a tavola, non vuole uscire con le amiche a mangiare la pizza, o un compleanno, evita e fa il conto delle calorie, perché poi tra l'altro c'è da dire che specialmente le ragazze che soffrono di anoressia si rivolgono ormai su internet, quindi... Fanno il conteggio delle calorie. Sì, loro conoscono benissimo, molto meglio a volte delle mie tirocinanti, tutta la scheda bromatologica dei pasti, quindi fanno un loro conteggio calorico, però chiaramente tutto questo senza avere una formazione adeguata sulla nutrizione li porta ad alimentarsi in modo sbagliato. Preferiscono per esempio, che una frase comune è: ma io dottoressa mangio anche il cornetto, ma io mangio anche il cioccolato, sono soltanto delle, come dire, il loro specchietto delle allodole, per far capire che loro mangiano, non è nutrizione, Cioè, magari se è tu un modo mangi di un cornetto, rassicurare, però poi Non mangi più non niente. mangio niente durante la giornata nell'arco della giornata. e soprattutto non si nutrono. Certo. Quindi diciamo dal punto di vista come segnali di allarme sono questo per quanto L'attività riguarda fisica eccessiva. l'eccesso Eccessiva di dell'attività fisica, certo. L'eccessiva attività fisica. Che si questa lega è alla un'altra paura cosa. di prendere comunque peso, perché la Sì. loro ossessione è l'aumento del Sì, peso. perché poi in questi casi, insomma, le persone che sono interessate da questa problematica sono molto brave a nascondere, a mentire, Sì, no? sì, Antonio? sì, sì. Giocare un Vero? poco con la roba nel piatto, evitare Sì. le situazioni sociali, Esatto. sono tutti dei piccoli segnali. I Ecco rituali. perché spesso e volentieri il paziente lo fa in autodifesa, perché non ha piena consapevolezza di quello che succede. L'importanza viene fuori proprio dall'assetto familiare che Certo. identifica in seconda istanza quello che sta succedendo. Poi Certo. sono abilissimi anche a vestirsi, infatti Manipolazioni spesso le manipolazioni, di ogni genere, sì. certo, e poi anche a coprirsi con vestiti molto larghi, eccetera, tant'è che si slatentizza poi il problema spesso durante l'estate e gli stessi genitori si trovano di fronte a una magrezza che non avevano notato. Certo, perché magari insomma nascosti in questi abiti abbondanti, Maglioni. extra large, o se d'inverno insomma in questi grandi maglioni eccetera, ovviamente si nasconde l'effettiva Gravità. gravità. Ok,
Bene, allora io vi ringrazio, sicuramente per altre tematiche sono sicura che ci ritroveremo, tanto ancora siamo appena alla prima puntata, quindi sicuramente per altre tematiche ci rincontreremo. Allora, ringrazio la dottoressa Angela Funaro, psicologa, ringrazio il dottor Antonio Ambrosio, psichiatra, e ringrazio la dottoressa Chirofita Curti, medico nutrizionista, per essere stati in mia compagnia, in vostra compagnia, in nostra compagnia. Ci hanno detto tante cose, ci hanno dato tante informazioni utili. Speriamo ecco, di essere stati un po' d'aiuto anche a magari a chi di voi a casa ci ha seguito e perché di riflesso, in qualche maniera trasversale, interessata dal problema. Grazie amici per essere stati con noi, grazie alla regia di Luca Chito, ai nostri cameraman, vi do appuntamento a venerdì, anzi vi anticipo la tematica di venerdì, parleremo della chirurgia protesica d'anca, ok? Quindi insomma per tutte le persone che ne volessero sapere un po' di più, l'appuntamento che vi do è venerdì prossimo alle ore 15 sempre in diretta dai nostri studi. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.